Non sono tanti gli omaggi che Nuoro ha dedicato alla sua figlia più illustre, il premio Nobel per la letteratura Grazia Deledda. Al di là del museo e della casa natale gestito dall'ISRE, il capoluogo non si è mai distinto in passato per il suo amore verso la scrittrice. Una colpevole mancanza a cui si è cercato di rimediare negli ultimi anni con una serie di iniziative che facessero scoprire alle nuove generazioni questa donna che agli albori del XX secolo fece balzare alle cronache nazionali quello che allora era poco più di un borgo di pastori e agricoltori. La riscoperta di Grazia Deledda passa anche attraverso quella dei monumenti a lei dedicati. Tra questi figura un busto che il Lions Club di Nuoro eressero in Piazza Italia alla fine degli anni '80, un monumento che voleva essere un omaggio all'autrice di Canne al vento, ma di fatto abbandonato e di cui tanti nuoresi ignorano l'esistenza. Un monumento che è stato riscoperto grazie all'iniziativa del gruppo Giovani della Confcommercio di Nuoro Ogliastra. A fine aprile, in occasione della manifestazione delle invasioni digitali, i giovani imprenditori organizzarono un percorso dell'Ediano che, partendo dal monumento di Piazza Italia, toccò la casa natale della scrittrice e poi la chiesa della Solitudine, che conserva le spoglie mortali del premio Nobel. Allora fu lanciato il progetto di restaurare il monumento, restituendolo alla città. Un progetto che stamattina ha avuto la sua degna conclusione con l'inaugurazione del monumento debitamente restaurato. Alla cerimonia sono intervenuti tra gli altri i giovani di Confcommercio guidati dalla presidente Romina De Sena, il direttore dell'associazione Gianluca De Riu e l'assessore alla cultura del comune Leonardo Moro. Una cerimonia breve per ribadire l'importanza che la salvaguardia della memoria storica deve avere anche in chiave culturale e turistica. Concetti ribaditi da tutti gli intervenuti, anche in vista della creazione di un distretto culturale nuorese. Quanto agli omaggi alla Deledda, l'assessore Moro ha annunciato che dovrebbe presto essere completata l'opera che Maria Lai ha dedicato al Nobel. L'evento si è chiuso con la lettura da parte di Monica Farina di alcuni brani tratti dall'opera di Grazia Deledda, da cui traspare il suo grande amore per Nuoro, ma anche l'amarezza per gli ostacoli e il disprezzo che si trovò di fronte per aver intrapreso una via, quella della scrittura, che non si confaceva ai canoni femminili dell'epoca.